sedia elettrica è stata abolita dopo il post-shock contro il ministro Salvini, si dimette l'assessore di San Stino Valentina Pavan, gesto doveroso, spiega in una lettera indirizzata al sindaco. Aggrediti e picchiati selvaggiamente nella loro casa di Piacenza d'Adige nel Padovano, la sentenza d'appello conferma la condanna a 7 anni e 4 mesi per i rapinatori, in tribunale anche i 2 coniugi che non riescono a dimenticare. Scippatore seriale all'opera a Vicenza, immortalato da un video, è stato arrestato grazie ad un maxi lavoro di intelligence, le sue vittime donne anziane aggredite in pieno giorno. Allarme tubercolosi, con l'ondata migratoria di questi anni la gente torna ad avere paura. A Vicenza il caso del migrante malato in fuga dal centro d'accoglienza. Ragazzini diretti a scuola inseguiti per regalare loro degli spinelli di eroina, la confessione shock dei genitori che hanno realizzato il video dell'uomo che si droga accanto alla giostra. 25 di Treviso ricoverata a causa della West Nile grave, si tratta di una giovane immunodepressa per una pregressa patologia, scattata la disinfestazione. Dopo la bufera e la dura presa di posizione degli industriali contro il governo sul decreto dignità, ieri sera in diretta a 20:10 il presidente Zoppas tende una mano all'esecutivo, pronti a collaborare. Molinetto della Croda, donati oltre 4.000 euro alla Proloco di Refrontolo per sostenere le spese legali nella causa dopo la tragedia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dopo il post su Facebook che ha scatenato la bufera sull'assessore di San Stino di Livenza, post, lo ricordiamo, contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi sono arrivate le dimissioni dell'assessore. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor Ministro. Così aveva scritto su Facebook Valentina Pavan, assessore all'istruzione nel comune di San Stino di Livenza. Un commento in risposta al Ministro che aveva scritto: indagato per sequestro di immigrati, scopriamolo insieme, allegando il filmato con l'apertura della busta della Procura. Immediate le reazioni della Lega, la rimozione del post con tanto di scuse e poi le dimissioni ufficiali. Ritengo doveroso, si legge in parte del comunicato, questo gesto per rispetto delle istituzioni che in questo momento sono chiamata a rappresentare, scrive Pavan. Come ho già avuto modo di dire, il mio commento è stato un errore del quale mi scuso nuovamente, ma che in alcun modo voleva essere una minaccia o un invito alla violenza. Sentimenti che non mi appartengono e dai quali mi dissocio nella maniera più assoluta. In coerenza con questo modo di essere, ritengo che dimettermi sia la soluzione migliore. Un gesto che in pochi avrebbero fatto, secondo il sindaco. Quello che abbia dimostrato una sensibilità che molti altri dovrebbero imparare da lei, nel senso che per un errore che ovviamente aveva riconosciuto, ma tutta la polemica che è stata creata all'arte da qualcuno, un paio di anni fa è successo nel comune di Mugile, non mi pare che la Lega sia stata così attenta, anzi qualcuno ha accusato, c'era la capogruppo che ha parlato di eliminare fisicamente dal Presidente della Camera, qualcuno ha detto ma forse il Presidente della Camera è lei che è troppo aggressiva, no? O sbaglia i toni su certi temi. Queste sono persone che oggi, che hanno incarichi istituzionali grossi, si scandalizzano e chiedono che questa persona che, come dicevo, è una molto molto a modo, sempre attenta, ha avuto uno scivolone, sicuramente è una cosa sbagliata che lei ha riconosciuto e aveva ribadito, e per dimostrare ancora di più stamattina mi ha comunicato questa cosa, insomma ci siamo visti e mi ha detto guarda, che ho intenzione di dimettermi perché credo che comunque sia opportuno dimostrare che io con questo modo di fare non c'entro, per cui se questo può creare problemi non solo all'amministrazione ma anche in generale a un clima sereno che può esserci per le persone, io mi faccio da parte proprio perché sono convinta che queste cose non debbano esistere. Pavan avrebbe anche ricevuto a sua volta molti messaggi di cattivo gusto. Vorremmo ricordarci tutti che prima di prendere voti o di fare i politici siamo delle persone, e quindi come è giusto segnalare se c'è un errore è anche giusto farlo nei modi e nei metodi giusti per evitare che da un episodio si possa far scatenare reazioni che sono le più scomposte possibili. La cronaca giudiziaria, ora confermata la condanna per i rapinatori che nel 2016 hanno brutalmente picchiato 2 anziani nella loro abitazione. Sentiamo.
Confermati durante l'udienza presso la Corte d'Appello Penale di Venezia i 7 anni e 4 mesi per i responsabili della cruenta rapina avvenuta nel luglio 2016 a danno di 2 anziani coniugi di Piacenza d'Adige nel Padovano. Nessuna riduzione della pena dunque come chiesto dagli imputati. Ennio Libero Bendini e Rosina Fracasso, di 88 e 87 anni, furono picchiati selvaggiamente e torturati con un ferro da stiro. L'ottobre seguente 2 marocchini di 34 e 27 anni furono condannati. Condanna confermata oggi. Sono più che contenta di come è andata, che non ci hanno levato neanche un giorno, e spero che sia anche per tanta altra gente come noi che abbiamo avuto un po' di giustizia, almeno di tempo, che non ce l'hanno levato niente. Sono contento della sentenza che è stata giustissima. Non è giustissima ancora, però è stata abbastanza. La rabbia trovandosi faccia a faccia è tanta. Mi fa pietà e anche rabbia. Mi viene proprio da andare vicino a spaccarle la faccia. Ce la farei, perché tutti i carabinieri mi fermano, se non andrei proprio, ci farei quello che mi ha fatto lui col coltello nelle cosce. E mentre si cerca una terza persona, inevitabile per i coniugi Bendini dimenticare quel giorno. Il ferro da stiro è con uno specchio rotto sulla testa, sulla fronte, trauma cranico. Ho finito in una carrozzina, ci ha detto aspetta che mi prendo il bastone perché ho del male a camminare. E proprio quello di qua l'ha preso con un braccio, con quello che è fuori, che deve essere in Spagna, credo, e l'hanno improntato davanti alle scale con una spinta sulla schiena, giù come un sacco di patate. È finito così mio marito. Presente in tribunale anche la consigliera veneziana Silvana Tosi. Faccio un appello al Ministro degli Interni e al Ministro della Giustizia affinché per i reati così efferati sia abolito l'abbreviato. Oggi la vittima del reato ha poca tutela. È giunto anche il momento che la vittima del reato debba essere protetta anche nella Costituzione. Questa è la battaglia del futuro. Andiamo da Vicenza con la cronaca, vi facciamo vedere un video di uno scippatore seriale all'opera, è stato arrestato grazie ad un lavoro di intelligence della polizia, vediamo. 4 vittime in una settimana, 4 aggressioni alle spalle nel tentativo di strappare la borsetta, donne strattonate fatte cadere a terra. In un caso la vittima, un'anziana di 75 anni che camminava con l'aiuto di un deambulatore, ha riportato lesioni e contusioni gravi. Nel video che vedete le immagini registrate dalle telecamere di Contrà Santa Caterina che sono state decisive per incastrare l'uomo al suo quarto e ultimo colpo. In quelle registrazioni gli uomini delle volanti identificano un'auto che fa un'inversione a U. Scende il rapinatore. L'uomo aveva identificato la sua vittima, una donna anziana in difficoltà, e così era passato all'azione. Ed è stato proprio cercando quell'automobile che gli uomini delle volanti hanno capito una cosa. Inizialmente non vi era corrispondenza tra il modello intestatario della targa interrogata ed il veicolo che noi potevamo guardare dalle immagini. Successivamente appunto si è potuto apprezzare che la targa era stata alterata e di conseguenza siamo riusciti ad addivenire al reale intestatario del veicolo utilizzato. Dalle volanti all'azione della squadra mobile che dà il via a un'altra operazione investigativa per rintracciare l'uomo. È un 46enne nato a Montagnana ma irreperibile sul territorio. Il suo nome è Martino Pantano. 4 colpi tra il 16 e il 25 giugno. Tutte le vittime avevano riferito la stessa descrizione. Si tratta di fatti realizzati in pieno centro che come Polizia di Stato non possiamo tollerare. L'attività di indagine si è avvalsa della collaborazione dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell'ambito del controllo del territorio, che ha permesso di individuare l'autovettura in capo al responsabile, e poi c'è stata tutta la ricostruzione investigativa della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile. L'attività di intelligence porterà poi a scoprire che spesso Pantano si recava presso una clinica medica a Tessera ed è proprio lì che l'uomo troverà i poliziotti ad aspettarlo. Arrestato, il GIP ha convalidato la richiesta dei domiciliari che ora sta scontando nella casa dei genitori. Allarme tubercolosi: con l'ondata migratoria di questi ultimi anni la gente torna ad avere paura. A Vicenza il caso del migrante malato in fuga dal centro d'accoglienza. Sentiamo.
La tubercolosi torna a far paura, in particolare nelle zone dove è più forte la presenza di migranti arrivati da paesi dove la TBC è endemica, l'est europeo e l'Africa subsahariana. È la malattia ai poveri, classicamente, come quasi tutte le malattie infettive. La tubercolosi è la malattia dei poveri, tipica dei paesi dove c'è un basso livello delle condizioni sociali ed economiche. La ondata migratoria naturalmente ha portato una popolazione che vive ancora nella propria patria d'origine in condizioni socio-economiche molto disagiate, ha portato in Italia una popolazione che effettivamente ha un rischio di contrarre la tubercolosi più elevato rispetto a quello che noi eravamo abituati a vedere. A parlare il direttore del reparto malattie infettive del San Bortolo di Vicenza, l'unico ospedale della provincia berica a essere dotato di stanze di isolamento. Eccole, dietro a queste porte oggi ci sono 2 migranti malati di TBC e le camere sono blindatissime. Ogni ora vengono fatti 6 ricambi d'aria, uno ogni 10 minuti. Il problema infatti è che la tubercolosi viene trasmessa col respiro. Viene trasmessa per via aerea da una persona che ha una forma polmonare bacillifera e con un escreato positivo, trasmette per via aerea, viene inalato e quello è una cosa che può succedere. Può succedere. Il fatto che la tubercolosi, tipica dei paesi più poveri, sia così facilmente trasmissibile preoccupa e non poco i cittadini, specialmente in questo momento in cui l'Italia sta affrontando un'ondata migratoria senza precedenti. Per noi è un grosso problema, cioè il fatto che l'Italia sia di fatto l'approdo europeo per tutta l'Africa, noi è un problema. Abbiamo paura di queste malattie. Sono tornate delle malattie che, punto di domanda, cioè voglio dire, non avevamo debellato, adesso di colpo in bianco sono tornate tutte. Come mai? È questo che voglio sapere, questa è una domanda. Insomma, la gente teme di essere contagiata da quei migranti che arrivano da paesi dove la TBC è endemica. I dati però sono confortanti, anche se non escludono che la trasmissione possa effettivamente avvenire. Teoricamente non è impossibile, in realtà i dati epidemiologici ci dicono che non c'è ancora questo travaso, e non solo quelli della Regione Veneto, sono i dati epidemiologici anche del Centro Europeo per il controllo delle malattie infettive. E il nuovo caso di West Nile a Treviso, una ragazza di 25 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale Cafoncello. Sentiamo. West Nile, nuovo caso nella Marca, e questa volta ad essere infettata dal virus trasmesso dalle zanzare è una ragazza di appena 25 anni ricoverata in rianimazione all'ospedale Cafoncello. È una ragazza di 25 anni che aveva un'importante patologia ematologica, quindi già seguita dall'ospedale di Treviso, è arrivata in malattie infettive, subito dopo è stata trasferita in rianimazione perché già presentava dei segni importanti di encefalite. Dopo la conferma dalle analisi è scattata subito la segnalazione per avviare la disinfestazione nel paese di residenza della giovane, un comune nell'immediata periferia di Treviso. Immediatamente quando abbiamo la diagnosi avvertiamo l'igiene pubblica che si preoccupa di fare un intervento di disinfestazione nel luogo di residenza della paziente. Cresce in numero esponenziale il numero di persone contagiate dal virus, centinaia in Veneto, una delle regioni più colpite, ed il numero di vittime sale a 13. Nell'80% delle persone contagiate la malattia è asintomatica, ma in alcuni casi, circa 1 ogni 1000, il virus può causare encefalite anche letale. Quest'anno abbiamo dei numeri più importanti. Ricordiamo che in ambito europeo c'è stato un incremento del 300%, che ha coinvolto anche la nostra zona. Ci preoccupa perché per questo numero elevato di pazienti, però ricordiamo che quasi la totalità sono sempre pazienti immunodepressi. A rischio soprattutto le persone debilitate ed immunodepresse, per le quali valgono ancor più le raccomandazioni dei sanitari al fine di evitare le punture di zanzara. Usare i repellenti nelle zone in cui c'è una densità elevata di zanzare, usare vestiti, camicie e pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, cercare di utilizzare le zanzariere e svuotare i contenitori dove
c'è l'acqua, ricordiamo i sottovasi per i fiori, le ciotole per i cani, ecco, non sottovalutiamo queste azioni. Ancora a Vicenza, torniamo a Campomarzo per tornare a parlare dello spaccio di droga, delle rivelazioni shock di un gruppo di genitori che hanno visto i ragazzini inseguiti dagli spacciatori mentre vanno a scuola, spacciatori che regalano loro degli spinelli contenenti eroina. Sentiamo. L'autore materiale del video shock ha paura e ha deciso di non rivelarsi. Parlano loro che il video lo hanno ricevuto e scelto di diffonderlo il più possibile, loro che ci indicano in pochi minuti in quali altri luoghi si può facilmente registrare immagine come quella che avete visto, scioccante, degradante, triste, di giovani che si bucano accanto ai bambini che vanno in giostra felici. Quotidianamente vediamo queste scene. Noi abbiamo fatto un'uscita martedì sera per le sentinelle e proprio nello stesso punto c'erano 3 ragazzi, purtroppo, che si bucavano sul collo. Sono cittadini, mamme e papà, che si sono messi in prima linea cercando anche di avere informazioni attraverso il CERT. I ragazzi al mattino che scendono dai pullman alla stazione vengono seguiti per tutto Viale Roma con offerte veramente dei soldi che hanno per la merenda a scuola. Se c'è questa offerta è perché c'è anche la domanda. I ragazzi vengono avvicinati da questi personaggi che all'inizio regalano loro della droga e dopo pochissimo questi ragazzi diventano assuefatti. Lo spinello offerto e regalato ai ragazzini che scendono dal bus o dal treno ha eroina dentro, una droga che dà assuefazione, una notizia che i genitori ci hanno confermato. Una situazione gravissima acuita dal fatto che a Vicenza la droga costa meno perché è tagliata male e dunque ancora più pericolosa. Oggi una giunta straordinaria è stata convocata d'urgenza dopo la diffusione del video. Domani il sindaco Francesco Rucco incontrerà il prefetto per mettere sul tavolo la proposta di un'azione più coordinata con tutte le forze dell'ordine. Loro sanno già, il questore, il comandante, il prefetto, che la richiesta è chiara e va però accontentata, perché non accontentano il sindaco, accontentano i cittadini di Vicenza. Bisogna dare una risposta, non va sottovalutato il fenomeno, ho capito che Vicenza non è Milano, non è Roma, ma ha un problema, secondo noi un'emergenza che va gestita da tutti. Rucco chiede più uomini, certo, ma non sarà solo la loro quantità a salvare Campomarzo. È necessario che attraverso un'azione forte del ministro Salvini, incontrato solo pochi giorni fa, gli agenti abbiano anche gli strumenti normativi per agire. E ho chiesto in particolare un rafforzamento delle azioni su Campomarzo attraverso la Polizia di Stato, dando disponibilità di posti nei CPR affinché chi venga arrestato non venga rilasciato o rimesso in libertà il giorno dopo. Anche allontanando queste persone che alla vista della polizia ormai a Campomarzo non si scompongono neanche più. Ospite ieri sera 20:10 per parlare di Premio Campiello il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. Ha parlato anche dei rapporti tra industriali e governo, rapporti ultimamente particolarmente tesi con gli industriali che avevano anche minacciato di scendere in piazza. Incalzato da Ferdinando Avarino, Zoppas ha ora teso una mano dichiarando piena disponibilità a collaborare con il governo. Sentiamo. Restate in attesa, mettiamola così, no? Restiamo in attesa, abbiamo fatto molte domande, capisco quello che lei vuole dire, noi abbiamo fatto molte domande, noi siamo al fianco comunque del governo per far capire le manovre che vengono portate avanti, quali sono i volti e i risvolti di queste manovre e siamo anche disponibili sempre a metterci al tavolo e a dialogare per essere propositivi non tanto per l'imprenditore ma per l'impresa intesa come impresa e lavoratori. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare del caso del bimbo trapiantato trevigiano, costretto a rinunciare ad andare a scuola perché in classe c'erano dei compagni non vaccinati e per lui è troppo pericoloso rischiare di prendere le malattie. È stata trovata ora una soluzione. Sentiamo.
È voluta andare a fondo la direzione dell'ULSS 2 sul caso del bambino di 8 anni trapiantato per una leucemia, costretto a rimanere a casa da scuola perché nella classe a cui era destinato ci sono dei compagni non vaccinati. Caso salito alle ribalte nazionali dopo lo sfogo su Facebook della pediatra castellana Oriana Maschio e rispetto al quale l'azienda sanitaria in queste ultime ore si è mossa per dare una risposta tempestiva. Proprio ai nostri microfoni lo stesso governatore Luca Zaia aveva fermamente ribadito che ciascun bambino deve poter andare a scuola. L'ULSS 2 ha quindi verificato la situazione di questo ragazzino così da trovare in accordo con la scuola una soluzione per fargli frequentare le lezioni. Il bambino è della provincia di Treviso, per cui è compito nostro, dei nostri servizi igiene, dei nostri pediatri, nel momento in cui il bambino aveva fatto il suo percorso terapeutico, in accordo con la scuola, che ringrazio sempre per la disponibilità, trovare il sistema di inserire il minore all'interno di una classe di bambini vaccinati, per cui abbiamo la collaborazione della scuola, come abbiamo fatto già per un altro caso, noi siamo a disposizione per fare anche per questa azione per questo minore. Una soluzione che per il direttore generale può servire per prevenire altri casi in futuro o risolverli tempestivamente. Assolutamente sì, finché resta questa legge credo che questa sia la soluzione ideale, sempre collaborazione ULSS scuola e famiglia ovviamente. Torniamo ora a parlare della vicenda del molinetto della Croda, donati oltre 4.000 euro alla Proloco di Refrontolo per sostenere le spese legali nella causa seguita alla tragedia di 4 anni fa. Sono stati raccolti dai volontari ieri sera alla festa delle associazioni. A Conegliano, sentiamo. È giusto consegnare, siamo poco formali ma concreti, il pacchetto di soldi raccolti questa sera a Walter, e nel sacchettino ci sono anche le monetine. Questi soldi li verserà lui direttamente nel conto corrente per pagare le spese legali. Grazie. 4.680 euro consegnati a Walter Scapol, presidente della Proloco di Refrontolo, per affrontare le spese legali nel procedimento che lo vede coinvolto assieme al Consiglio della Proloco dopo la tragica alluvione sulla festa degli Omi che costò 4 anni fa la vita a 4 persone. Il denaro è stato raccolto attraverso una lotteria alla festa delle associazioni a Campolongo di Conegliano, alla quale hanno partecipato oltre 650 volontari delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. Presente anche il presidente della regione Zaia, che ha ribadito tutto il sostegno del Veneto ai volontari. Però non può passare il principio che chi fa volontariato sia trattato come un delinquente. Mi sembra chiaro questo, no? Capisco la giustizia, capisco fino in fondo il trauma delle 4 famiglie che hanno visto perdere 4 familiari, 4 sono stati morti di Refrontolo, però è pur vero che le responsabilità non si devono cercare nel presidente della Proloco o nel tecnico comunale da qualche altra parte. Quella notte c'è stata una bomba d'acqua, in piazza Refrontolo non pioveva e al Molinetto pioveva, questa è la verità. La festa, organizzata da Roberto Basso, ha voluto così dimostrare in modo tangibile la vicinanza a Scapol, che visibilmente commosso ha ringraziato. Volevo aggiungere solo una cosa: se passate da Refrontolo e visitate il Molinetto della Croda, c'è da pagare un biglietto di 3 euro. 1 euro viene devoluto alla Proloco di Refrontolo sempre per le cause. Purtroppo non ci sono solo io, c'è anche tutto il Consiglio della Proloco, a parte a livello civile. Per quanto riguarda il penale sono me. Quindi è una causa molto dura, lunga, stressante, speriamo di darcela fuori. Boom di iscrizioni ai corsi universitari online anche in Veneto, complice la crisi, le nuove tecnologie e una vita lavorativa che si fa sempre più lunga. Studio online e boom di iscrizioni anche per l'alta formazione, perché oggi pure l'università immatricola studenti, ovvero e-learner 4.0 su piattaforme digitali. Il gruppo di ricerca HERE della CRUI ha condotto uno studio su un segmento dell'offerta formativa mondiale che in 6 anni ha raggiunto 80 milioni di utenti, con oltre 800 atenei in campo e 9.400 corsi a disposizione. Del resto lo studente spesso ha bisogno anche di lavorare. Le nuove tecnologie impongono aggiornamenti e la vita lavorativa si fa sempre più lunga, con obbligo di formazione continua. Dall'andamento generale non si discosta il nord-est.
Oggi a Padova la prima sessione d'esame dopo la pausa estiva per l'Università Digitale numero 1 al mondo con 256 sedi. Nel Veneto di Ca' Foscari e Bo l'Università Telematica Uninettuno si appoggia al polo tecnologico per il nord-est di Confservizi Veneto. Complessivamente comunque in Italia gli iscritti sono 15.000 ed è un numero assolutamente in crescita. Il nord-est sta facendo la sua parte, in meno di un anno già 200 iscritti con richieste quotidiane. C'è questa flessibilità che ti permette di appunto lavorare. Perché l'e-learning riesce a raggiungere quegli studenti che vogliono affiancare il lavoro allo studio o hanno abbandonato l'università tradizionale, oppure i professionisti che desiderano nuove specializzazioni. I titoli sono quelli della laurea triennale, lauree magistrali e master di primo livello per ora. Stiamo per istituire anche un dottorato di ricerca nella facoltà di ingegneria. Lo studente deve a sgomberare la mente da tutta la burocrazia e arrivare a aprire il suo PC, connettersi, entrare nella piattaforma, studiare, venire qui a fare gli esami e laurearsi. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo subito dopo i TG questa sera torna 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso Mario Conte. È tutto dunque, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo, giornata lievemente instabile sulle nostre regioni, anche con qualche precipitazione associata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo a due facce oggi, più soleggiato e prevalentemente asciutto in pianura, sia pure con presenza di molte nubi, instabile con rischio di rovesci e temporali sulle aree montuose. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 24 e i 30 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Molte nubi oggi su questa regione con alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, soprattutto su Udinese e Pordenonese, mentre altrove sarà in genere più asciutto. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, condizioni di instabilità nella giornata odierna su questa regione, rovesci e temporali saranno frequenti, sia pure alternati a schiarite soleggiate. Fenomeni più probabili nel pomeriggio. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste, le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.